Benvenuti e buon lunedì, oggi è il 6 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:35 e tramonta alle 18:25, la luna si leva alle 23:15 e cala alle 8:52. Oggi si celebra San Celestino I, Papa. Oggi è la giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e per la pace. Istituita dall'ONU, questa ricorrenza cade nel giorno in cui nel 1896 si aprirono ad Atene i primi giochi olimpici dell'era moderna. Lo sport non è solo competizione, ma un linguaggio universale capace di abbattere barriere, promuovere la tolleranza e diffondere i valori educativi fondamentali per la società civile. Buon 69esimo compleanno a Paolo Nespoli, il nostro Astro Paolo. Ingegnere e astronauta dell'ESA, ha trascorso un totale di 313 giorni nello spazio. La sua carriera è un esempio di dedizione. Ha effettuato la sua ultimissima missione a 60 anni, dimostrando che non è mai troppo tardi per puntare alle stelle. Festeggiamo anche i 57 anni di Paul Rudd, attore amatissimo per la sua ironia e la sua leggendaria eterna giovinezza. Ha conquistato il mondo interpretando il supereroe Ant-Man nel Marvel Cinematographic Universe, dopo una lunga carriera tra commedie cult e serie iconiche come Friends. Infine, auguri per i suoi 44 anni a Francesco Oppini. Figlio d'arte, ha saputo costruirsi un percorso personale come stimato telecronista e opinionista sportivo. La sua competenza e la sua passione per il calcio, comunicate con garbo e professionalità, lo hanno reso un volto molto apprezzato dal pubblico televisivo. Il 6 aprile 1896 segna la rinascita di un mito. Ad Atene si aprono i primi giochi olimpici dell'era moderna. Fu il barone Pierre de Coubertin a volere fortemente il ritorno di questa competizione, ferma da oltre 1500 anni. L'Italia partecipò con uno solo eroico atleta, il maratoneta Carlo Airoldi, che raggiunse Atene a piedi, partendo da Milano e coprendo circa 70 km al giorno. Sapevate che esistono delle vere e proprie isole fantasma? I satelliti NASA hanno documentato la breve vita di un'isola nata da un vulcano di fango largo dell'Azerbaigian nel 2023. Queste terre emerse sono effimere, appaiono dopo un'eruzione e svaniscono nel giro di pochi mesi a causa dell'erosione delle onde. Entro la fine del 2024 di questa apparizione non restava quasi più nulla sotto l'occhio dei satelliti Landsat, lasciando solo il ricordo di un'isola che non c'è più. Buon inizio settimana, oggi la luna entra in Sagittario, con qualche nervosismo ancora uraniano, ma decisamente porta cambiamento, novità e soprattutto l'inizio di una settimana molto ma molto impegnativa, dinamica e veloce per tutti. Vediamo come. Ariete, per voi oggi la luna entra in uno stupendo trigono, già da lunedì vi sentirete galvanizzati da una spinta in avanti che pone prima di tutto le ambizioni, non solo nella carriera ma anche in amore, al quale tenete tanto per adesso. Toro, per voi oggi la luna smette di essere opposta e quindi la bella Venere è pronta ad esprimersi in una maniera molto piacevole, ma anche Urano che è alle ultime battute di un soggiorno durato anche troppo per voi, quindi iniziate questa settimana pieni di speranza e soprattutto consci del cambiamento che non vi potrà più perturbare. Gemelli, per voi oggi la luna inizia a essere in opposizione e porta con sé alcune tensioni e nervosismi uraniani, forse qualcosa vi ha disturbato e dovete riorganizzare un rapporto lavorativo, un rapporto di relazione comunque con squadra e per quello che riguarda l'amore, Venere ancora fa i capricci. Cancro, per voi oggi la luna perde un po' di potenza proprio perché si innervosisce con Urano e poi scivola in un focoso Sagittario che la rende un po' incontrollata. Oggi agirete un po' più distinto del solito. Leone, benvenga la luna in Sagittario perché è uno stupendo trigono emozionale che vi emoziona, vi accende, vi rende soprattutto efficienti, capaci e abili nel risolvere qualunque tipo di problematica, in men che non si dica.
Vergine, per voi oggi la luna in quadratura inizia con l'accogliere delle intolleranze da parte di qualcuno che vi sta accanto. Forse oggi sarete chiamati a risolvere qualche nervosismo che non vi appartiene ma che condiziona il vostro ambiente. Bilancia, per voi oggi la luna tende a essere una luna molto discorsiva e chiacchierina, una luna che vi farà sembrare molto poco diplomatici, proprio perché non siete in grado più di contenere. Oggi sarete anche immediati e a volte anche sprezzanti di come le persone possono prendere le vostre parole che ritenete giuste. Scorpione, ottima configurazione celeste per voi, la luna passa in seconda casa e con Urano vi fa assistere ai cambiamenti che aspettavate trepidi. Questa configurazione porterà comunque una sorpresa che non vi aspettavate in ambito lavorativo. Sagittario, per voi oggi, che siete protagonisti della giornata, inizia una settimana all'insegna della velocità. Adesso che tutto il cielo è relativamente sereno, potete solo agire e non perdervi in parole che a volte vi confondono. Capricorno, per voi oggi è una luna particolarmente intuitiva, soprattutto perché sarà capace di anticipare un qualche cambiamento che vi avrebbe messo in contropiede se non aveste ascoltato il vostro istinto. Acquario, per voi oggi è una giornata molto piacevole, la luna è in Sagittario, anche se ha litigato con Urano e le emozioni proprio oggi non le tollerate, sarete messi a parte di tante novità che vi rendono incredibilmente dinamici. Pesci, per voi oggi la luna inizia una quadratura, quindi inizia a essere un po' distonica, iniziate il lunedì un pochino affaticati, ma non per questo sarete meno veloci degli altri compagni zodiacali. Il 6 aprile 2009 è una data che l'Italia non dimentica. Un violento terremoto devasta l'Aquila e i borghi vicini. Alle 3:32 di notte una scossa di magnitudo 6.3 distrusse vite e monumenti secolari. Oggi, a 17 anni di distanza, il ricordo delle vittime resta vivo mentre prosegue il lungo e complesso cammino della ricostruzione e della rinascita di una terra ferita ma fiera. Accordare gli strumenti. Non è solo un rito tecnico dei musicisti prima di un concerto. Nella vita quotidiana, infatti, usiamo questa espressione per indicare la necessità di trovare un'intesa o un punto di incontro. Significa letteralmente allineare visioni ed intenti per evitare stonature in un progetto o in una relazione. Quando gli strumenti sono accordati, infatti, la collaborazione diventa una sinfonia perfetta. Venturino Venturi, artista toscano dal talento immenso, visse sulla propria pelle i traumi della guerra e della depressione. Ricoverato all'ospedale di San Salvi non smise mai di sentirsi un artista. Usò il pavimento del manicomio come una tela gigante, realizzando disegni magistrali a pastello. La sua follia fu in realtà una fuga creativa per sopravvivere al dolore, lasciandoci opere cariche di una sensibilità poetica straordinaria. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. La maggior parte delle cose importanti al mondo sono state realizzate da persone che hanno continuato a provare quando sembrava non esserci alcuna speranza. E inizia così una nuova settimana, datevi il permesso di sperimentare e non smettere mai di provare. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, appuntamento a domani per nuovi consigli e avvenimenti dal mondo. Io vi auguro un buon lunedì e una buona Pasquetta dalla vostra Jaire.